ora in onda Comeback. Rollin', 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 rollin'. Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana, questa sera eccezionalmente di mercoledì. Come sempre cercheremo di capire che cosa succede dall'altra parte dell'oceano per cercare appunto di comprendere le dinamiche che stanno caratterizzando in queste settimane, in questi stessi giorni, in un certo senso la politica di Washington tra la Casa Bianca, il Congresso, la Corte Suprema, finanche la Federal Reserve. Sì, perché questa sera parliamo di economia, i dati economici che sono emersi nel corso delle ultime 2 settimane sono dati economici particolarmente positivi. Tutti i principali indicatori mostrano una situazione abbastanza favorevole dalle parti appunto di Washington, una serie di indicatori che quindi sembrerebbero, almeno teoricamente, mettere Donald Trump sulla strada giusta per ottenere la rielezione nel 2020. In verità, come del resto abbiamo già avuto modo di vedere a più riprese in questa trasmissione, non sono solo gli indicatori economici ad oggi che in qualche modo sostengono la corsa di Trump verso la rielezione. Ce ne sono molti anche di carattere più fondamentalmente politico. Ripetiamo ancora una volta che dall'altra parte il Partito Democratico ad oggi conta già 21 candidati, un numero abnorme che probabilmente insomma avrà delle ripercussioni negative. Ma appunto questa sera ci concentreremo sull'aspetto economico che caratterizza l'America, le attuali politiche di Trump, cosa Trump ha fatto sino ad oggi, cosa ha intenzione di fare in vista del 2020 e soprattutto ovviamente in vista delle elezioni, e dall'altra parte come anche i suoi principali avversari democratici, ripeto i principali, non possiamo analizzarli tutti e 21, cercheranno di ribattere quali sono le linee economiche contrastanti, e forse alla fine di questa sera scopriremo che paradossalmente i principali candidati democratici sull'economia finiranno per inseguire Trump sul suo stesso terreno. Ma innanzitutto ricorderete, suppongo, le varie Cassandre, i vari analisti, le previsioni catastrofiste alla fine del 2016, quando questo personaggio bizzarro arrivò alla Casa Bianca. C'erano 2 categorie di analisti, quelli di politica estera che preconizzavano una terza guerra mondiale e quelli economici che al contrario appunto profetizzavano su un'eventuale nuova crisi economica che avrebbe travolto gli Stati Uniti a causa appunto di un pazzo che sedeva alla Casa Bianca. Una situazione mediaticamente parlando molto simile, se ci pensate, al 1980, quando vinse Reagan
c'è una famosa, per modo di dire, insomma, la prima pagina dell'Unità del 1980, in cui appunto il giorno dopo la vittoria di Reagan, in cui si titolava in modo insomma abbastanza allarmistico che quell'individuo, l'ex governatore della California, avrebbe appunto condotto gli Stati Uniti sulla via della guerra totale con l'Unione Sovietica e con il mondo, avrebbe portato l'economia statunitense appunto allo scatafascio. Era questa l'accusa che muovevano a Reagan anche molti compagni di partito. Nello stesso 1980, durante le primarie repubblicane, l'allora sfidante di Reagan, che era Bush padre, George Bush padre, definì sarcasticamente le proposte economiche reaganiane come voodoo economics, quindi come insomma un feticcio messo lì ma senza poi delle solide basi. E invece poi l'età reaganiana ha prodotto quello che ha prodotto, nel bene come nel male, ma sicuramente negli anni '80 quell'impostazione economica che si rifaceva molto all'economista Arthur Laffer, che secondo molti risulta anche essere una specie di eminenza grigia del medesimo Donald Trump, ebbene insomma comunque riportò vigore all'economia statunitense, che veniva da alcuni anni, negli anni 70, della cosiddetta stagflazione. Quindi pochi giorni fa, a fine aprile, mi pare il 25 o il 26, è uscita questa notizia secondo cui il PIL americano nell'ultimo trimestre sarebbe salito del 3,2%. Quindi un dato sicuramente migliore di quelle che erano le previsioni già abbastanza ottimistiche, che davano per l'appunto un dato teorico superiore al 2%. Inoltre, assieme al dato del PIL, nei giorni immediatamente successivi sono usciti anche importanti e significativi dati relativi all'occupazione. Ebbene, in aprile il tasso di disoccupazione in America è sceso al 3,6% e si tratta di un dato particolarmente basso, così basso non si vedeva dal 1969. Nel solo mese di aprile, riportava Reuters, sono stati creati in America 263.000 nuovi posti di lavoro, prevalentemente, questo è interessante, viste le politiche economiche di Trump, prevalentemente nel settore industriale. Questo, ripeto, solo nel mese di aprile. Il Dipartimento del Tesoro ha sostenuto che di fatto questi dati positivi siano dovuti principalmente a un aumento delle esportazioni e anche a un significativo incremento dei consumi. Gli economisti non sono troppo concordi poi sulle cause strutturali che avrebbero portato appunto a questa crescita abbastanza notevole. E sulle cause strutturali ci sono varie teorie, ma soprattutto vari elementi che devono essere presi in considerazione. Innanzitutto c'è stato un incremento significativo della produttività dell'economia americana negli ultimi mesi, e questo è un elemento fondamentale per un presidente che ha messo al centro della sua agenda economica dall'inizio l'industria tradizionale americana. E poi parrebbe che di questo 3,2 un terzo possa anche provenga dalla riforma fiscale approvata dal Partito Repubblicano nel dicembre del 2017. Ricorderete che ai tempi della campagna elettorale Trump aveva fatto della riforma fiscale, di un drastico taglio delle tasse, uno dei suoi principali cavalli di battaglia, sia a livello di tasse sulle imprese sia a livello di tasse individuali.
Ciò nonostante, diciamo che il cuore pulsante della sua proposta fiscale è sempre stata il taglio dell'aliquota sulla tassa delle imprese, la corporate tax, che lui voleva portare in origine addirittura dal 35% precedente al 15%, quindi un taglio più che netto, insomma, radicale. Poi i repubblicani tra la Camera e il Senato, soprattutto la Camera, dovettero comunque trovare un aggiustamento, perché non tutti i repubblicani erano poi così favorevoli ad un abbassamento delle tasse. È vero che il Partito Repubblicano storicamente, almeno dai tempi di Reagan, è il partito delle tasse basse, però poi ci sono varie scuole di pensiero, per cui ad esempio ci sono nel Partito Repubblicano i cosiddetti conservatori fiscali, che vogliono tenere più o meno il bilancio in ordine, non vogliono fare deficit, e quindi quelli dicono però troppe tasse troppo basse, poi come facciamo? Insomma, per venire incontro anche a queste voci più critiche da destra, alla fine la leadership del Partito Repubblicano, all'epoca c'era lo speaker Paul Ryan alla Camera, anche ancora attuale leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell, arrivarono a un compromesso per un 21%, che comunque partendo dal 35% è sempre un elemento, diciamo così, molto importante. Tra l'altro, secondo diversi analisti, quella riforma fiscale, quello shock fiscale, ha favorito non solo la ripresa della produttività, ma anche poi avrebbe influenzato anche il tasso di disoccupazione così basso. Diciamo, quello è stato, quello shock fiscale, il punto di svolta economico, non solo da quando Trump è entrato in carica, ma anche nell'ambito della politica americana degli ultimi diciamo quasi 10 anni, da quando Barack Obama divenne presidente. Ricordiamo che negli 8 anni dell'amministrazione Obama, soprattutto verso la fine, l'economia aveva ripreso a crescere, anche la disoccupazione era diminuita, ma si trattava di dati, come dire, molto tenui, che stentavano ad essere percepiti, perché comunque si trattava di una crescita molto, fin troppo graduale, e anche il tasso di disoccupazione diminuiva in modo altrettanto lento. Diciamo così, quel percepito che non c'era, ecco, fu poi un elemento fondamentale durante la campagna elettorale del 2016 e favorì enormemente Donald Trump in quanto candidato del Partito Repubblicano contro Hillary Clinton. Quindi ecco, diciamo che l'elemento della riforma fiscale sotto questo aspetto si sta rivelando, parrebbe almeno, abbastanza positivo. Poi certo l'elemento, come dire, l'altra faccia della medaglia è dato dall'incremento del debito pubblico. Questo sicuramente è un dato che c'è, è qualcosa, questo problema, che ha attanagliato anche la suddetta amministrazione Reagan negli anni '80. Anche Reagan, voglio ricordare, fece uno storico taglio delle tasse nel 1986. Molti infatti analisti e storici hanno messo in comparazione e anche, diciamo così, in collegamento il taglio delle tasse del 2017 a quello del 1986, e in entrambi i casi, insomma, il debito ovviamente è cresciuto. Infine, sempre stando sul fronte delle cause strutturali di questa crescita economica, che in questo momento è particolarmente significativa, c'è un ulteriore pilastro su cui però, ecco, gli analisti, i commentatori, gli economisti non risultano poi troppo concordi, e qui ovviamente entra in gioco molto anche la dinamica di carattere politico, ed è il ruolo dei dazi. Il protezionismo economico, la guerra dei dazi principalmente contro la Cina, ha avuto un ruolo nell'ambito di questa crescita del 3,2? Sta portando degli effettivi benefici all'economia americana o no?
Qui, ripeto, non c'è assolutamente concordia. Se sulla riforma fiscale anche più scettici, anche più critici, anche coloro che a sinistra nel Partito Democratico hanno sempre tacciato quella riforma di essere un iniquo favore alle classi abbienti, alla fine però hanno dovuto cedere e dire vabbè, in un certo senso però questo shock all'economia ha fatto bene, almeno al momento sta facendo bene. Sulla questione dei dazi invece c'è una forte differenza di vedute e ripeto, qui c'è ovviamente anche una questione politica essenzialmente alla base. Voi sapete che Donald Trump non è un protezionista tout court, viene spesso in Europa, in Italia, tacciato di essere un protezionista quasi in senso ideologico, quasi che sia, come dire, una figura avversa per principio al concetto di libero mercato. Ebbene, le cose non stanno esattamente così. Donald Trump è in realtà un protezionista selettivo, è una figura che dai tempi della campagna elettorale, ma poi è un principio che ha ribadito anche soprattutto in occasione delle sue partecipazioni ai forum internazionali, è uno che contrappone due concetti, cioè quello classico di free trade, vale a dire di libero commercio, a quello di fair trade, cioè di commercio equo. Lui non ha mai parlato contro i trattati internazionali di libero scambio che l'America ha contratto negli anni per principio, contro i trattati in quanto tali, ma semmai sostenuto che gran parte di quei trattati fossero stati negoziati male, a condizioni, lui diceva e dice ancora oggi, svantaggiose per l'economia americana, per i posti di lavoro americani, per l'industria più o meno tradizionale americana, ed è anche su questa spinta che lui ha vinto le elezioni, perché proponeva sotto questo aspetto un approccio molto diverso non solo da quello di Hillary Clinton ma anche dello stesso Obama, perché se è vero che Obama nei suoi 8 anni di governo sull'economia ha compiuto molte scelte, banalizzando se vogliamo, di sinistra, quindi è intervenuto per esempio nell'economia attraverso fondi pubblici, attraverso finanziamenti pubblici per esempio per assorbire la disoccupazione eccetera, ma sul commercio internazionale Obama non è mai stato un fautore dei dazi, anzi esattamente come Clinton negli anni 90, come Bush figlio negli anni 2000, anche lui ha fatto i suoi accordi internazionali di libero scambio. Penso soprattutto alla Trans-Pacific Partnership, il TPP, che era appunto un trattato internazionale di libero scambio che avrebbe dovuto coinvolgere gli Stati Uniti con altri 11 paesi sul Pacifico, quindi diversi paesi dell'America Latina, ma non solo. Questo trattato è stato poi abolito ex autoritate da Donald Trump un paio di giorni dopo la sua entrata in carica, perché era stato appunto un trattato fortemente contestato dai sindacati, fortemente contestato dagli operai, che lo vedevano appunto come un ulteriore mezzo, un ulteriore strumento per facilitare di fatto la delocalizzazione della produzione e conseguentemente portare a una riduzione dei salari. Quindi Trump rompeva nel 2016 e rompe ancora oggi con quella tradizione puramente, se vogliamo, libero scambista americana, proponendo questo approccio di protezionismo selettivo che poi lo stiamo vedendo in queste ore, in queste stesse ore, ha portato e sta conducendo nella sua guerra commerciale
con la Cina. Ma vi dicevo, i critici sono molti e paradossalmente, ma neanche troppo paradossalmente, le critiche sui dazi, le critiche sul protezionismo, Trump se le ritrova principalmente in quella che teoricamente almeno dovrebbe essere casa sua, cioè parliamo del Partito Repubblicano. Ci sono diversi senatori repubblicani che, in ossequio al principio dottrinale reganiano del libero scambismo e del libero commercio, dicono: Trump sta danneggiando la nostra economia, sta adottando delle misure che lì si possono in qualche modo quasi definire socialiste. E poi, al di là dell'aspetto meramente politico, diversi economisti stanno criticando Trump per questo suo approccio protezionista. Alcuni dicono che l'approccio protezionista di Trump è dannoso, altri dicono che è inutile. Quelli che dicono che è dannoso sostengono che con i dazi, soprattutto con la guerra nei confronti della Cina, diversi settori dell'economia americana ne starebbero risentendo in modo particolarmente negativo. In parte questo è vero, perché ci sono stati dei settori fortemente colpiti e in particolare uno, e questo Trump lo sa molto bene, parliamo del settore agricolo. Pensate che ci sono diversi stati agricoli negli Stati Uniti, penso all'Iowa, penso all'Illinois, ma anche altri, e questi stati hanno come principale prodotto la soia. Storicamente, quindi, questi stati trovano il loro principale mercato di esportazione per la soia proprio, sono quantitativi enormi, per la Cina. E il fatto che sia scoppiata questa guerra commerciale ormai da quasi un anno, fu dichiarata formalmente a luglio del 2018, ha danneggiato molto questi stati, in particolar modo l'Iowa, perché la Cina ovviamente adesso da quasi un anno si rifornisce di soia in altri mercati, soprattutto nel Sud America, in particolar modo in Brasile. E quindi, ad esempio, l'anno scorso sono rimasti circa 27 milioni di tonnellate di soia invenduti. Questo è un problema, oltre che economico, anche elettorale per Trump, perché Trump nel 2016 ha avuto l'appoggio decisivo non solo degli operai, lo abbiamo più volte detto in questa trasmissione, ma anche degli agricoltori. Pensate che nei 9 stati principali produttori di soia in America, ben 7 hanno votato nel 2016 per Trump. Quindi Trump, sotto questo aspetto, sa bene che se da una parte i dazi gli permettono di proteggere l'economia industriale americana, dall'altra però ci sono dei problemi di carattere agricolo che rischiano di avere delle ripercussioni negative in termini elettorali. È per questo che il Dipartimento dell'Agricoltura americano nel 2018, quindi l'anno scorso, ha stanziato 12 miliardi di dollari da utilizzare appunto come aiuti statali, sussidi statali agli agricoltori danneggiati dai dazi. E per quanto sosteneva Reuters qualche giorno fa, per quanto nel 2019 questi sussidi non siano ancora previsti, tuttavia la Casa Bianca non ha assolutamente escluso la possibilità appunto di rinnovarli, perché questo è un problema di non poco conto ed è un problema, diciamo, appunto per il presidente soprattutto di carattere elettorale. E va da sé che poi, elettoralmente parlando, non è che la classe agricola risulti dirimente come la classe operaia, ma comunque è una fetta parzialmente significativa, e quindi il presidente sa di non poterla lasciare, come dire, fuori dalla porta.
Poi ci sono quelli che dicevamo prima sostengono che questi dazi siano in realtà inutili perché dicono che il surplus commerciale cinese in realtà ai danni degli Stati Uniti in realtà nell'ultimo anno sia aumentato e non diminuito. Ora dobbiamo vedere poi nel dettaglio questa affermazione, perché c'è anche qui del vero, non del tutto, ma soprattutto per quel che riguarda la parte di verità di questa critica vanno anche analizzati alcuni elementi di dettaglio che ne smorzano in un certo qual modo l'efficacia. Ci fermiamo qualche minuto e riprendiamo da qui. Ciao Ruspa, come butta?
Buonasera, ben trovati su Comeback da Stefano Graziosi. Questa sera stiamo cercando di analizzare un po' più nel dettaglio i risultati economici che sta conseguendo ad oggi l'amministrazione Trump e come questi risultati poi potranno essere utili per la imminente campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2020 e quindi anche cercare di capire dove Trump si sta dirigendo e che cosa ha in serbo dal punto di vista economico per l'anno presente e soprattutto per quello futuro. Se volete intervenire, il numero da fare è 02 66 20 35 29. Dicevamo quindi che c'è una parte di critici economisti politici che sostiene che questi dazi di Trump, soprattutto contro la Cina, siano fondamentalmente inutili perché si dicono il surplus commerciale cinese ai danni degli Stati Uniti sarebbe aumentato nel corso dell'ultimo anno anziché diminuire. In parte, ripeto, questo è indubitabile, ma vanno fatte due precisazioni. In primo luogo è innanzitutto vero che una situazione del genere è anche dettata paradossalmente, ma neanche tanto paradossalmente, dalla stessa crescita economica che favorisce i consumi e quindi in questo senso fa sì che le importazioni aumentino e sotto questo aspetto, diciamo, tale dinamica è pressappoco ineluttabile. Ma poi negli ultimissime settimane da fine marzo sembrerebbe che negli stessi rapporti commerciali con la Cina, tra Stati Uniti e Cina intendo, qualcosa stia in realtà cambiando. Perché? Perché riportava il sito della CNN il 27 marzo scorso non solo il deficit commerciale statunitense nei confronti della Cina a partire da gennaio, quindi dal 2019, sarebbe calato, non diminuito troppo, ma comunque avrebbe iniziato a calare, ma la Cina addirittura da gennaio scorso avrebbe ripreso in parte ad acquistare la soia americana in virtù di quello che vedevamo prima. Ci sarebbe stato un incremento, per cui ecco che quando si parla di inutilità nella guerra dei dazi bisogna sempre vedere, ecco, nello specifico i dati e alla fine la situazione, pur non essendo totalmente in chiaro, non è però neanche drammatica, tragica, funesta e funerea come molti sostengono. Infine mi sia concesso, diciamo, un appunto più di carattere politico ideologico dai critici liberisti di questa linea di Trump, proprio per sottolineare che l'approccio di questo presidente non sia un approccio protezionista tout court, ma protezionista in senso appunto selettivo. Anche Ronald Reagan negli anni '80, quindi stiamo parlando di Reagan, il paladino del libero mercato, anche Ronald Reagan negli anni '80 mise i suoi dazi nei confronti di quello che era, diciamo così, la Cina dell'epoca, cioè il Giappone degli anni '80, che veniva accusato, non senza qualche ragione, da Washington di praticare, di attuare, ecco, delle pratiche commerciali scorrette, sleali ai danni appunto dell'economia americana. E proprio Reagan mise diversi dazi su prodotti di importazione giapponese come le motociclette, le automobili e i semiconduttori, tant'è che secondo i ben informati Trump starebbe cercando di seguire proprio quell'esempio, proprio quella linea, avrebbe l'approccio reganiano in mente e non invece quello di un protezionismo assoluto, puro e ideologico.
Poi è ovvio che la telenovela su i negoziati commerciali tra Washington e Pechino sta proseguendo, e l'altro giorno, come sapete, qualche giorno fa c'è stato l'ennesimo colpo di scena. Erano ormai settimane che il cielo si era, tra virgolette, rasserenato. Erano diverse settimane che ormai da entrambe le parti si iniziava a respirare un cauto ottimismo, perché insomma l'accordo tra Washington e Pechino sembrava ormai cosa fatta. E invece ecco che pochi giorni fa, lunedì, anzi tra domenica e lunedì, è scoppiata di nuovo la tensione, perché domenica scorsa Donald Trump ha annunciato che a partire dal prossimo venerdì, quindi fine di questa settimana, dovrebbero aumentare i dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti di importazione cinese, un incremento dei dazi già esistenti, quindi, che passerebbe dall'attuale 10% a una soglia del 25%. Inoltre Trump ha anche dichiarato che ulteriori prodotti cinesi per un valore complessivo di circa 350 miliardi di dollari, quindi cifre astronomiche, saranno a loro volta a breve tassati a un'aliquota del 25%. Trump si è espresso con una serie di tweet su questa vicenda domenica, annunciando queste misure, minacciandole, diciamo, ma di fatto dovrebbero entrare in vigore, quindi dalle minacce si dovrebbe passare teoricamente ai fatti, accusando la leadership cinese di tirare i negoziati troppo per le lunghe, di cercare di riaprire capitoli e questioni su cui pare l'accordo fosse già stato trovato. Credo oggi, quindi poche ore fa, Reuters è uscita fuori con uno scoop mostrando insomma, dicendo di aver trovato, di aver reperito il dispaccio diplomatico con cui si mostrava che Pechino in realtà volesse stravolgere tutti gli accordi, tutti gli impegni che erano stati presi e quasi di fatto formalmente conclusi fino a poche ore prima al tavolo delle trattative. Quindi questo avrebbe fatto imbufalire Donald Trump, che appunto avrebbe minacciato per questa ragione di far saltare il proverbiale tavolo, e probabilmente, se non ci saranno delle novità tra oggi e domani, perché oggi siamo a mercoledì, venerdì scatteranno questi ulteriori dazi anticinesi. Non è la prima volta, lo sappiamo, che si assiste all'altalena nei rapporti tra Trump e la Cina, nei rapporti commerciali, nella fattispecie, ma questa volta abbiamo assistito a un fatto significativo, credo, dal punto di vista politico oltre che commerciale, cioè al fatto che la Repubblica Popolare Cinese, davanti a queste minacce, non ha reagito duramente, ma ha cercato di gettare acqua sul fuoco. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese è intervenuto, ha detto ma noi andremo comunque a Washington con la nostra delegazione, non vogliamo far saltare il tavolo delle trattative, non siamo interessati a farlo, siamo anzi molto molto contenti dei progressi che sono stati fatti sino ad oggi. Ora, questo atteggiamento remissivo deve essere messo, per così dire, in comparazione con quello che era l'atteggiamento, ricorderete, della Cina quando le tensioni commerciali con Trump sono iniziate. Quando Trump iniziò ad attaccare la Cina ai tempi della campagna elettorale, quindi era solo un candidato, all'epoca Trump addirittura
minacciava dazi al 35% sui prodotti cinesi, i cinesi replicavano facendo spallucce, dicendo chi è questo, insomma, con una certa aria di sufficienza. E anche quando Trump arrivò alla Casa Bianca nei primi mesi, non è che presero molto sul serio le sue minacce commerciali. Si sono poi pian piano, man mano, progressivamente dovuti ricredere a partire dal 2018, dai primi mesi del 2018, quando il presidente americano ha mostrato di voler fare sul serio. E qui il dato oggettivo c'è, cioè che nonostante ci siano alcuni economisti critici, molto scettici sull'approccio trumpista alla Cina, è innegabile che la Cina a sua volta ha e sta subendo notevoli problemi da parte dei dazi di Trump, problemi economici assolutamente non di poco conto, che spiegano appunto questo atteggiamento, per così dire, piuttosto remissivo. Ed è un problema adesso non voglio entrare nell'ambito delle dinamiche politiche interne alla Cina, ma ecco, questi dazi hanno fatto e fanno così male a Pechino che stanno creando da alcuni mesi anche qualche problema interno allo stesso presidente cinese Xi Jinping, la cui leadership è sicuramente forte, sicuramente salda, non è che parliamo di crisi di potere in questo momento, non si intravedono, però è una leadership che dal punto di vista politico ha subito dei contraccolpi negativi dalla guerra con i dazi, proprio perché questa guerra sta facendo male all'economia cinese. Ne paga il conto in parte, lo vedevamo prima, anche l'America, ma la Cina, ecco, forse tra i due colossi, almeno ad oggi, almeno al momento, sembrerebbe quella che ha maggiormente da perdere. E il cambio di atteggiamento sotto questo aspetto, ecco, diciamo, risulta abbastanza eclatante, risulta, come dire, esemplificativo di questa situazione. E non dobbiamo mai poi dimenticare che Trump sulla questione dei dazi abbia dietro fondamentalmente un falco. Questo falco è il suo consigliere al commercio Peter Navarro, il quale è storicamente, notoriamente non solo un protezionista, lui sì convinto, anche molto ideologico, ma è soprattutto un avversario, un durissimo critico della Cina. Pensate, questo Navarro ha fatto successo in America nel 2011 o 2010, non ricordo esattamente, con un libro intitolato Death by China, quindi voglio dire, insomma, non è che ci scherzi troppo. Quindi Trump prosegue su questa sua linea dei dazi, anche perché sa che mantenere alta la tensione dal punto di vista commerciale con gli storici competitor dell'America in un certo qual modo lo aiuta sul fronte elettorale, lo rafforza davanti a quella che è una delle sue basi elettorali storiche, cioè la classe operaia impoverita della Rust Belt. Su altri fronti, e qui si può vedere il pragmatismo del personaggio, in realtà sta anche, diciamo così, ammorbidendo la linea. Penso al fronte commerciale con il Giappone. Lui ha avuto un sacco di problemi con il Giappone commercialmente parlando. Adesso sembrerebbe negli ultimi giorni che Trump e il premier nipponico Abe abbiano raggiunto un'intesa commerciale di cui lo stesso Trump si dice molto felice. L'altro fronte, e poi ne abbiamo parlato qui anche a più riprese, l'Unione Europea. Un mese fa Trump ha minacciato dazi su 11 miliardi di prodotti di importazione europea, tra cui ricorderete il nostro pecorino, il nostro prosecco. Lì per ora la questione sembra rimasta in sospeso, ma non è detto che appunto resti tale. Però la notizia è il riprendere lo scontro con la Cina, e questo sicuramente non può che favorirlo dal punto di vista elettorale. Questi sono dunque i vari fronti su cui questo presidente deve muoversi, si sta muovendo attualmente in vista del 2020.
Ma poi c'è un ulteriore fronte che sta aprendo, è stato annunciato pochi giorni fa dallo stesso presidente, e che riguarda invece il futuro. Trump, lo vedevamo, grazie a questi indicatori economici positivi spera nella rielezione. Storicamente i presidenti che sono diciamo così riusciti a godere di situazioni economiche favorevoli sono sempre stati rieletti. I due casi eclatanti di mancata rielezione negli ultimi 50 anni, cioè Jimmy Carter nel 1980 e Bush padre nel 1992, che entrambi, c'erano tante dinamiche in mezzo, però in entrambi i casi i due avevano avuto a che fare con una crisi economica e in entrambi i casi avevano fornito delle risposte o inefficaci, come nel caso di Carter, o impopolari, come nel caso di Bush padre. E quindi in entrambi questi casi, appunto, nessuno dei due venne rieletto. Quindi Trump ha un tema, un problema, per così dire, cioè deve mantenere questa crescita economica alta, tutto sommato stabile, non solo nel 2019, ma cosa più importante nel 2020. Gli anni presidenziali tendenzialmente in America, ogni 4 anni, voi sapete, sono anni economicamente ballerini, cioè non è che sempre l'economia crolli in quel periodo, ma è molto più instabile perché c'è incertezza politica dovuta alla campagna elettorale della prima potenza al mondo, e quindi è ovvio che in un certo qual senso Trump vorrebbe teoricamente blindare questa situazione, perché il rischio che lui paventa è sostanzialmente che ora le cose vanno bene e poi si possa assistere, non dico a un crollo, ma a un affaticamento dell'economia proprio al photo finish, e questo per lui potrebbe rivelarsi deleterio. Per questo Trump ha annunciato pochi giorni fa, il 30 di aprile, la tanto auspicata riforma infrastrutturale. Questo era un suo cavallo di battaglia ai tempi delle presidenziali del 2016. È una proposta che paradossalmente lo accomuna più al Partito Democratico che non al Partito Repubblicano, e difatti con questa proposta di una riforma infrastrutturale di 2.000 miliardi di dollari, Trump ha incassato subito l'appoggio della leadership del Partito Democratico, cioè nella fattispecie della speaker della Camera Nancy Pelosi, laddove il Partito Repubblicano invece risulta molto più freddo, molto più scettico, perché il grande problema di questa riforma infrastrutturale, dicono i repubblicani, è, visto il deficit federale già elefantiaco, come la finanzi? Il grosso tema è questo qui, e i repubblicani tendenzialmente non vogliono né ricorrere a un aumento del deficit, né figuriamoci aumentare le tasse. Quindi i repubblicani sotto questo aspetto si dividono in due categorie: quelli che sono proprio contrari a questa riforma infrastrutturale perché la considerano come una forma di invasività statalista, un qualcosa, come dire, alla New Deal di Franklin Delano Roosevelt, e quelli che invece dicono va bene, si può anche fare, ma le coperture vanno trovate in altro modo, quindi né aumentando le tasse né facendo ulteriore deficit. Allora c'è chi propone la dismissione di beni del governo, chi attraverso taglia le spese, però parrebbe dai ben informati che in realtà Trump voglia ricorrere alla tassa sulla benzina, cioè voglia aumentare la tassa sulla benzina. E qui probabilmente assisteremo di fatto a un nuovo scontro, perché ce ne sono già stati tanti altri in passato, tra Trump e quello che dovrebbe teoricamente essere il suo stesso partito. I repubblicani temono l'aumento della tassa sulla benzina perché dicono un presidente in cerca di rielezione che alza le tasse si dà la zappa sui piedi, questo loro sostengono, facendo riferimento
riferimento proprio al precedente storico, ne parlavamo poco fa, di Bush padre, che nel 1992 perse le elezioni, la rielezione, scusatemi, principalmente, non esclusivamente, ma principalmente perché si trovò costretto ad aumentare le tasse quando in campagna elettorale aveva proposto l'esatto opposto. Per cui i repubblicani dicono: stai fermo, che cosa fai? Sei impazzito, in questo momento alzare le tasse è deleterio. Addirittura ci sono alcuni repubblicani o comunque ambienti vicini al Partito Repubblicano che parlano di un complotto ordito dai democratici che starebbero, diciamo, cercando di spingere Trump ad aumentare la tassa sulla benzina per poi, ecco, trarne beneficio elettorale. Resta però un fatto che questo presidente tendenzialmente, lo abbiamo già visto nel 2016, riesce a percepire l'umore dell'elettorato, e l'umore dell'elettorato sulla riforma infrastrutturale sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, dargli in realtà ragione. C'è un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca americano Gallup del febbraio scorso, 2019, in cui si dice che non solo il 62% degli elettori americani sostiene che le infrastrutture statunitensi in generale, poi soprattutto in alcuni stati, vadano rimodernate e vadano create di nuove, quindi più infrastrutture, ma sostengono anche che una riforma infrastrutturale forte possa avere una ripercussione positiva per l'economia. In secondo luogo, questo sondaggio di febbraio scorso metteva altresì in evidenza che l'87% dei rispondenti affermava che sulle infrastrutture Donald Trump e i democratici dovrebbero collaborare. Ora, noi sappiamo, lo abbiamo visto su vari dossier, non solo in campagna elettorale, ma anche quando al governo, da quando al governo Donald Trump è un presidente che governa molto. Attraverso i sondaggi, e quindi va da sé che, ecco, forse pur diciamo appunto avendo la possibilità di aumentare questa tassa sulla benzina, non esiterà a farlo, sebbene si trovi appunto in campagna elettorale, perché sa bene che una buona parte degli elettori americani alla fine potrebbe comunque spalleggiarlo. Il tema delle infrastrutture è molto sentito in gran parte dell'America ed è un tema molto sentito anche e soprattutto a sinistra. Non è un tema esclusivamente di sinistra, ma è anche di sinistra, e questo presidente ci ha abituato ad una forte trasversalità politica, una trasversalità pragmatica che alla fine, almeno nel 2016, è stata la chiave del suo successo. Io per questa sera vi saluto, ringrazio Giulio alla regia. Lascio la parola a Pierluigi Pellegrin dopo di me. Un saluto da Stefano Graziosi. Come back. In the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Come Back.